Eder, Mech, Pallister. Ci sarebbero una valanga di cose da dire. La cosa più importante, più strana se vogliamo, è che dopo 21 mesi, 22, non so neanche più quanti sono, l'unica certezza che si ha è che Liliana è morta. Per il resto non c'è niente. Mi pare pochino. Io confido sul fatto che il GIP dai Notti, visto che ha voluto proseguire le indagini e non accettando il discorso del suicidio, che insomma mi sembrava quasi, no, ridicolo se vogliamo, prosegue le indagini e ha cambiato anche, adesso non so il termine come, ma l'ha trasformato in omicidio, no? Si indaga per omicidio ora, ecco, è un po' diverso, no? Liliana è sempre stata una donna, una ragazza in quegli anni 70, sempre molto introversa, molto chiusa, non parlava mai di sé. Noi ci vedevamo, diciamo, più frequentemente, perché io sono andato ad abitare in strada per Longera, adesso non ricordo neanche, ma saranno 5-6 anni, no? E quindi magari ci si incrociava al supermercato o sul bus. E no, è capitato un caffè, qualche, forse 2 o 3. Quello che traspariva, difatti poi c'è stato anche in qualche modo, mi ero collegato a lei attraverso Facebook, no? Però vedevo che le cose che lei postava erano solo foto su foto su foto su foto. Di lei non parlava niente mai, no? E a un certo punto, all'inizio, per gratificarla gli mettevo il like così, dopo ho smesso anche di mettere il like e dopodiché ho chiuso, gli ho tolto l'amicizia, diciamo, su Facebook. Ma perché perché avevo avuto l'impressione che queste escursioni tra lei e Sebastiano fossero di una pena incredibile, perché avevo l'impressione che avevo maturato la convinzione che andavano fuori ma solo per fare le foto, io non so nemmeno se parlavano assieme, la mia convinzione, niente di più. Io l'ho conosciuta negli fine anni 70, adesso oggi dico fine anni 70 e dopo magari diranno ma l'altra volta hai detto a metà degli anni 70, sono particolari così che non valgono niente. Noi si girava in una compagnia abbastanza numerosa che diciamo i festini di quegli anni là, no? I festini, si andava in Carso a fare la camminata. Io stavo volentieri con lei perché è sempre stata dolce come persona, educata, con le parole giuste, mai una volgarità, mai niente. Capitava spesso che anche stando in compagnia stavamo più collegati io e lei. C'è il pensiero che lei sia buttata come dell'immondizia in un bosco o in riva al mare, questo non mi è insopportabile. Questo qua l'ho ripetuto in diverse interviste e robe così, perché quei 20 e passa giorni che non si trovava Liliana, che non si trovava il corpo di Liliana, difatti tante persone sì, ma no, come faceva Fulvio a sapere da subito che Liliana era morta, no? Io sono stato da subito convinto che se si fosse trattato di un allontanamento volontario da parte di Liliana, lei dopo 1 ora, 2 ore che era uscita da casa telefonava a Sebastiano, avrebbe telefonato a Sebastiano, gli avrebbe detto guarda ho bisogno di stare un po' da sola, quando me la sento, sarà domani, sarà fra una settimana, ritorno. Non c'è stato questo, io mi vedo spesso con Sebastiano, ci vediamo spesso. Quello che mi fa incazzare è che non lo vedo animoso di capire cos'è successo. Anche in questi mesi, questi 20 rotti mesi, io non l'ho mai visto, come dire, no? Animoso del fatto che si scopre la verità, quasi dà l'impressione che se si scopre bene, l'importante è che non venga incolpato lui, però alla fin fine non vedo grandi... Io e Liliana, negli anni, io ogni tanto
chi mi chiedeva, mi ha chiesto da quando la conoscevo, io per dare un po' la dimensione ho detto spesse volte che la conoscevo circa da 600 mesi, allora, giusto Sì. per capire il volume, il tutto. Con Liliana tra noi non c'è mai stato un abbraccio, non c'è mai stato il bacino del compleanno, non c'è mai stato niente di questo. Una domenica stavo lavando una tenda di quelle esterne dei negozi e mi sento chiamare, guardo intorno e c'era Liliana sulla finestra di un edificio. Sono venuti giù entrambi, abbiamo pensato di fare una fotografia insieme. E allora mi sono messo dietro di lei e con gli avambracci appoggiati sulle sue spalle e con le mani no? Quando mi sono messo così, lui ha fatto la fotografia, però ha detto qualcosa tipo, ecco, la immaginavo, no? Come se questo fosse stato un gesto chissà come le confidenze. Io ho avuto l'impressione che aver fatto questo, che avermi visto fare questo l'aveva seccato. Si spiega anche per quella che è un lato del mio carattere, no? Quando c'è stato, apro e chiudo la vicenda, quando c'è stata la questione di Marcello Di Finizio e la Voce della Luna, io ho partecipato in pieno alle sue rivendicazioni, sono stato 3 volte con lui a Roma per fare da cupolata, per dire, ritenevo giusta la sua battaglia e quindi partecipavo. È una questione caratteriale, io l'ho sempre detto, se Liliana fosse morta per un incidente stradale, per una malattia, diciamo in maniera impropria, andava bene. Così no. E non era una persona che meritava violenza. È quello che a me mi ha fatto allibire. Cosa c'entra Liliana con azione violenta? Come mai non andavi a cercare con Sebastiano? Non lo sentivo coinvolto, iniziavano già a venire fuori le prime interviste, no? Io ho conosciuto Sebastiano nel 2015, loro abitavano ancora a Roiano, io stavo pulendo la tenda di un bar. Non è che siamo diventati amici, lui mi telefona, ci siamo visti anche ieri sera per dire, Sì. mi ha telefonato, Fulvio andiamo a prendere qualcosa da bere? Siamo usciti? No, non lo vedo solo perché comunque tutto questa storia di Liliana gli ha procurato molta notorietà. Vabbè, dopo dipende come uno si sente, insomma. Ha una cerchia di persone che comunque lo chiamano, gli telefonano, vedo per strada, riconoscono lui, non me, no? Non sono geloso di questo. Secondo me è successo, lei è arrivata in Piazzale Gioberti, no? Questo è chiaro, evidente. E poi, secondo me, lei deve essere salita in macchina con qualcuno. È salita in macchina con qualcuno. C'è stata, ma io l'ho detto anche ormai decine se non centinaia di volte, dopodiché c'è stata quella segnalazione della lite tra un uomo e una donna al viale del Cacciatore. La versione è che dei condomini hanno sentito un uomo e una donna litigare, hanno chiamato i carabinieri, sono arrivati i carabinieri e non hanno trovato niente, però stranamente poi la protezione civile e i vigili del fuoco cercano in alto del viale del Cacciatore, nell'ultimo rettilineo, prima di arrivare alla Villa Revoltella. Sarà una banalità, ma perché viene detto che è stato sentito da qualcuno che ha un condomino, di una casa, e vanno 3 chilometri e mezzo più su. Io difatti ho portato un'inviata della RAI, mi pare, là del Ferdinandeo, che c'è quel triangolo che va verso proprio dove il viale Cacciatore si incrocia con la via Marchesetti, no? C'è un giardino che poi arriva al Ferdinandeo e da là c'è gente che va a portare il cane, c'è gente che va a fare footing, c'è gente che va a fare la passeggiata in questo triangolo che è anche abbastanza vasto. Secondo me da là è stata sentita questa lite. Poi è venuto fuori addirittura che l'uomo, il litigante, aveva 80 anni, insomma. Cosa aveva la carta d'identità stampata sul giubbotto, no? Voglio dire. E dopo, sai, tutte le fantasie che vengono fuori. Non è dimostrabile, ma io fuori dal periodo che non si poteva uscire, praticamente io partivo da casa, da strada per Longere,
facevo 500 metri, arrivavo alla rotonda del boschetto, dovevo sedermi perché le gambe mi facevano male. Ho avuto tutto un percorso che era cominciato lì prima che scompaia Liliana. In pratica bisognerebbe immaginare, bisognerebbe provare, al di là di quello che era il mio stato fisico in quel periodo. Claudio, tu hai avuto l'impressione che Fulvio in quei giorni fosse zoppo o affaticato? Non mi è sembrato affatto. Quando siamo stati assieme l'ho portato al Monte Spaccato e, mezz'ora dopo, siamo stati assieme a continuare le ricerche per ben un altro paio di ore. Stiche, aggiunto dal cinese Mona, ovvero che maneggia il vocabolario. Ma bisognerebbe provare, prendere un sacco di plastica, metterci dentro 40-45 kg e pensare di partire, se ho capito bene, dalla via San Cilino e andare fin là. Adesso io vorrei vedere anche un palestrato se riesce a fare 10 metri con un sacco così che gli scivola dalle mani. Figurarsi fare tutto il percorso per arrivare fin là. Ma allora il dubbio che ho, e forse sarebbe bene vedere chi ha reso questa testimonianza, bisognerebbe vedere che non abbiano delle amicizie con qualcuno, insomma, dai. Ma no, così. In pratica io ero l'unica persona che se volevo fare questo tipo di trasporto, ero l'unica persona che non avevo né la patente né l'auto in quel periodo. Doveva esserci uno a piedi, no? Io ero l'unico che poteva essere, se si voleva in qualche modo, sarà un caso. Come è uscita la notizia che Liliana era scomparsa? Io al 21 dicembre, in quell'epoca là, io non conoscevo il numero di Sebastiano. È difficile confrontarsi con lui, perché comunque, riguardo al caso, la questione della mia amica Liliana, lui glissa, non si può definire amicizia, è una conoscenza. Probabilmente sul caso magari si fa una piccola analisi su quello che dicono gli altri, quel che dice Claudio. Sì, ma l'ho detto prima, no? Sono stato ripreso, fotografato. Dall'inizio del 22 io ho perso 10 kg. Mi sono consumato per la rabbia, per dover rispondere anche a stupidaggini. Poi i social sono una cosa orribile, no? Parlano tutti, no? Cattiverie, sospetti, robe. Sebastiano c'entra con l'omicidio? Devo capire la domanda. Ha delle responsabilità perché può essere lui che ha fatto del male a Liliana? Claudio aggiorna i suoi pensieri, le sue cose di volta in volta, no? Cambia versione, non si sa, non si capisce niente. Lui dice che il 14 dicembre del 21 nel pomeriggio è andato a Plavie e credo che lui non sapesse nemmeno dell'esistenza della zia Silvia. E poi, ma no, forse non era il 14 ma era il 15, forse no, poteva essere il 16, andate a vedervi le registrazioni, poteva essere il 17. Allora, la prima domanda da farsi, dopo una mattina così intensa, dove che lui dice che è andato anche in giro per farsi vedere, per provare un alibi, si ricorderà cosa ha fatto nel pomeriggio e se non è andato a Plavie dove è andato? Qualcuno gliel'ha chiesto? Non è un sospetto, però sono domande che dovrebbero venire normali, no? Con Claudio io facevo atletica sul finire degli anni 70, primi anni 80, la definisco categoria lourde, no? Quella che facevo. Sebastiano c'entra con l'omicidio? Io ho imparato a non fargli domande sulla questione, perché non so che tipo di risposta mi arriva, se è quella giusta, se è quella che pensa, se è quella che vuole. Quindi lui glissa proprio, non ne parla. C'è stata adesso questa storia dell'hotel Knaus, come si chiama? Cesana, no? Ecco, che ovviamente gli inquirenti sanno se Liliana ha fatto una prenotazione o meno. Eravamo in giro e gli ho detto: Sebastiano, sei il marito, andiamo su e chiedi se è stata fatta una prenotazione. Cioè, voglio dire, se io avessi avuto, diciamo, mi è emersa da qualche parte, no? Che l'ipotesi che Liliana avesse questi contatti, le scommesse, i casinò, queste robe qua. Io ho immaginato che loro siano andati a questo casinò
abbiano speso i soldi che avevano in tasca. E andando via Liliana ha fatto questo prelievo per le spese al di fuori del casino. Può darsi che i soldi gli servissero per continuare a giocare, come no? E non gliele chiedo le cose perché non so cosa viene fuori, in base alla fantasia del momento, voglio dire, no? In base alla fantasia del momento, voglio dire, no? Quante versioni ha dato Claudio? Perché Liliana andava a stirargli le camicie. Claudio fino alla fine di dicembre era mascherato, si faceva chiamare, non mi ricordo come, non si faceva riconoscere. Dopo c'è stato il giorno in cui avevo organizzato al pomeriggio tardi la passeggiata intorno al rione di San Giovanni. Mentre andavo via da casa per andare in piazzale Gioberti, mi ha chiamato Claudio. Mi chiama e a quel punto gli dico: Claudio, ma perché continui a rimanere nell'anonimato e non ti presenti per Claudio Sterpin? Non voglio metterci la faccia. Posso essermelo inventato, ma... Fulvio, tu credi alla relazione tra Liliana e Claudio? Oppure hai dei dubbi? Assolutamente sì. Ma perché Liliana non era tipo, ma cosa ci fa? Sono due persone diverse, due culture diverse, due educazioni diverse. Liliana deve ancora essere trovata e tu in questo momento, a quanto pare, credi a Claudio Sterpin. Sì, fondamentalmente, perché anche lui lo conosco da 40 anni, non è che lo conosco da ieri. Gli credo, però purtroppo Liliana non può né confermare né smentire il racconto di chiunque. Credi ai messaggi tra Liliana e Claudio? Cosa significa? Io non sono un grande esperto di internet e di queste robe qua. Se c'è una ricerca che voglio fare e non sono in grado di fare, gli chiedo a lui, gli dico: scusa, mi guardi un attimo. Ma comunque è stato detto anche, sembro il difensore più accanito, no? No? Però è stato detto anche che Liliana, ma l'ha detto Sebastiano, e quindi comunque loro volevano andare via da là, no? E Sebastiano dice, no? Che cercavano un'altra abitazione. Quindi, la storia di Liliana si svolge tutta quanta nel rione di San Giovanni e non sarà mica un caso. È tutto un manicomio, dai, su. Mi strappavo io, metaforicamente parlando, i capelli semplicemente per un rapporto di affetto. Qualsiasi domanda io faccia a Sebastiano, se avessi la certezza che lui risponde la verità, se in qualche modo lui è coinvolto, se è stato lui, sarebbe ridicolo che gliela facessi, insomma, no? Non credo che Claudio sappia qualcosa in più. Lui viaggia, a mio parere viaggia come gira il vento, no? Io sono sereno perché comunque tutto quello che è stato il mio percorso, di come ho immaginato le cose, le conclusioni a cui sono arrivato, sono tutte dimostrabili in qualche modo. Post su Facebook. Quando ho mandato quello scritto il 19 dicembre, il 20, adesso non mi ricordo, io avevo scritto che per me era impossibile che Liliana si fosse allontanata da sola, perché comunque che si fosse allontanata, perché da quel che sapevo io avevo un rapporto affettivo solido, una solidità economica, ma ce l'hai il testo, casomai leggi, no? Diciamo che quello che ho scritto in quel messaggio dimostra chiaramente che conoscevo bene Liliana. Credi alla pista economica? No, assolutamente. In quel mese che non si trovava Liliana, io avevo detto che non sopportavo l'idea che fosse buttata da qualche parte come spazzatura. Avevo detto che prima di Natale ero andato a cercare attorno alla chiesetta abbandonata. Guarda caso il corpo è stato trovato a 50 metri dalla chiesetta. Ho detto, non so se si è arrivati a tanto, ma io ho detto semplicemente che io ho scritto la sceneggiatura e qualcuno ha eseguito, perché mi pare evidente. Non voglio dire evidente, ma mi pare molto probabile. E non si vuole assolutamente parlare di questa otoidrossichinolina. L'otoidrossichinolina è una sostanza che in sede di autopsia è stata trovata nell'organismo di Liliana. Vorrebbe dimostrare che nelle ultime ore di vita Liliana è stata a contatto con questa sostanza. La otoidrossichinolina viene smaltita dal fegato in 24, massimo 36 ore.
ed è stata trovata in sede di autopsia, quindi non ha fatto in tempo a essere smaltita. La lotta idrossiquinolina ha la capacità di entrare nell'organismo attraverso i pori della pelle. Bisognerebbe vedere perché viene considerato anche come un agrofarmaco, nel senso che questa sostanza viene sparsa non sulle cose, sui frutti, sulle verdure, ma attorno, in modo che gli insetti non vadano a intaccare la pianta. Sarà forse un caso, però sul corpo di Liliana e sono state trovate delle formiche morte, stecchite. Saranno mica entrate in contatto con questa idrossiquinolina. Il corpo poteva essere tenuto dove c'era presente questo, ma proprio perché serviva al personaggio che la usava in qualche modo, no? No, io penso che sia casuale, il corpo può essere stato messo in un capanno, in un magazzino, dove c'era presente questo, non che da ricerche che si è fatto si è capito che insomma un corpo si conserva benissimo se è tenuto a una temperatura tra gli 0 e i 2 gradi positivi. E la storia che è andata là a suicidarsi 2 o 3 giorni prima che il corpo venisse trovato, girano le foto dell'autopsia nel massimo riservo, ma come quelle quando è stato trovato il corpo su San Giovanni. A un certo punto io ho detto, ma a questo punto ci sono i ragazzini che se ne scambiano le foto del ritrovamento con quelli di calciatori. Adesso girano le foto dell'autopsia nel massimo riservo. Voglio dire, io ho un'unica foto dell'autopsia, se riguarda Liliana. Ha le piante dei piedi in condizioni assurde e lei non può aver camminato 2 giorni prima con quei piedi. Come si fa a far passare l'idea che lei sia andata là 2 o 3 giorni prima per suicidarsi? L'ha portata qualcuno a suicidarsi? È stata suicidata? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.